Ieri già un segnale veramente fortissimo in campionato, una vittoria, 3 gol di Ronaldo, ma com'è riuscito a spronare i suoi? Perché immagino che dopo l'uscita col Porto avessero il morale a terra. Sì. E ciao, sono Papa Pirlo. Sì, Ma sì, ho visto un po' di scoramento da Sì. parte dei miei ragazzi e allora ho pensato bene di portarli a fare un picnic tutti insieme con pranzo al sacco. Tutti sembravano più sereni, però vedevo Rabiot un po' arrabbiato e anche Ronaldo, insomma, era abbattuto. Allora ho pensato subito, qui ci vuole qualcosa di buono con più latte e meno cacao. No, ma E dai, così ho dato a loro i nuovi bisco golosi al latte fresco italiano da filiera controllata e gocce di fine cioccolato svizzero. Porta. E il sorriso è subito tornato. Rabiot l'era più arrabbiato. Anche a Cristiano era tornato il sorriso, ma anche a tutti gli altri avevano bisogno di una carica di energia golosa, leggera e nutriente. No! Allora ho tirato fuori dallo zaino le nuove noccio crema con cuore di deliziosa crema alla vaniglia e nocciole tutte italiane e tutto Buone, avvolto per in un carità. morbido pan di Spagna Sì. senza aggiunta di olio di palma. Meno male. Poi tutti stanchi ma felici Sì. siamo tornati alla volta del campo di Torino Sì? ed eravamo in pullman, li vedevo proprio contenti, tanto è vero che i soliti discoli delle ultime file facevano le linguacce a quelli che ci sorpassavano. Ma dai! È stata una sbugolata Sì, Poda. ma la E ho Juventus, pensato, Che ha pensato? sono proprio forti i miei Ringo Boys. Ecco. Però, mister, l'eliminazione dalla Champions però rimane delusione. Certo, ma i miei ragazzi devono trarre insegnamento Sì. da queste scoppolone. Allora ho pensato di organizzare dopo l'allenamento un giro pizza fatto da tutti i genitori. Ogni genitore portava un po' di pizza, una torta salata e poi verso sera ho visto che avevano ancora un po' di fame e un po' d'appetito e gli ho detto ciao, sono Papa Pirlo. Ho capito. No, E allora ho preparato per loro dei deliziosi bastoncini di merluzzo ma no! in una doratura, Ma è rimasto agli anni panatura 80. dorata. Aspetta, Una cena deliziosa e nutriente. E tra l'altro nella confezione a famiglia puoi trovare dei bellissimi regali, i regali del pirata. Il Ronaldo ha trovato subito la benda del portiere Cisbo e l'ha subito regalato a Cragno ieri contro il Cagliari. Ronaldo forse andava anche espulso, devo la verità. Sì. Nessuna Ma io ho crisi. rivisto il VAR e a dire il vero Sì. non ho visto che c'era fallo. No, infatti. Si vede benissimo dalla sopracciglia di Ronaldo che non vuole fare, è assolutamente involontaria, non c'era assolutamente la volontarietà. Secondo Quindi- me era da ammonire il Cragno. Quindi comunque nessuna crisi nello spogliatoio, la panchina sua non è a rischio. Con la società ci siamo incontrati, Sì? c'erano anche i genitori di tutti i ragazzi, Ma che è dal prestito? anche di quelli che giocano meno ma e vengono solo per la ciocco merenda, per la spuma. E anche i ragazzi più gigioni, insomma, però ho rassicurato loro che prima o poi 5 minuti li fanno tutti e la bravo. società si è anche impegnata a dare a loro a fine campionato l'attestato di partecipazione e anche il pacco gara con dentro tutti i prodotti golosi e leggeri per una merenda sana e nutriente senza aggiunta di grassi animali e alla fine sono stati tutti concordi per continuare con il sottoscritto. Anche a Pirlo galo le metafore con una vecchia stropa, però bravo Thomas. È Poi come dopo quando altri- tu vai con una bella gnara. E ricordatevi, Sì. quando c'è bisogno di una sferzata di energia, concediti una pausa col nuovo Ciocco Bisco Farci. Goloso cioccolato alla zabaglione e merenda leggera, senza rinunciare al gusto. Provalo nella pratica confezione, apri e chiudi o lascia sbacciato che diventa molegato. Grazie mister. E lo trovi nel banco frigo. Grazie, grazie. Ciao, mister. sono Papa Pirlo. Ho capito, grazie mister. In collaborazione con Busetta e Boton. Le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto,
Massimo Zaglia Autospurghi.